Euroregione News. Tiare Emotional Hall, indescrivibile immersione nell'arte visiva. A tutti gli effetti un museo che con l'ultimo DPCM potrebbe aprire se fossimo in zona gialla, presentato dalla manager del Tiare di Villesse, Giuliana Boiano. Noi siamo molto positivi su questo argomento, noi sappiamo, abbiamo la certezza che riapriremo e il messaggio di Tiare è che riapriremo migliori di prima. Partiamo dalla cultura, che forse è stata un po' in questo momento un po' messa in secondo piano e noi vogliamo invece restituirgli la sua dignità. L'area è circa 2000 metri quadri ed è multifunzionale e compartimentabile attraverso un sistema di tende a rullo che possono dimensionare l'area in più ambienti. In questo momento per la mostra di Van Gogh il layout che abbiamo scelto è quello che avete in questo momento apprezzato, ma certamente per le attività che stiamo in questo momento programmando la sala assumerà ovviamente una connotazione completamente diversa, perché può essere totalmente aperta, è dotata di un palco con un'estensione di 14 metri, quindi un palco di tipo professionale per ospitare anche gruppi musicali, ha un sistema di videoproiezione che riprende tutto quello che succede all'interno della sala e lo rimanda sui sistemi di proiezione, sulle pareti, quindi può ospitare eventi musicali, ha una configurazione teatrale, può ospitare 700 sedute o 450 per eventi business, quindi ha una polifunzionalità infinita. Questa mostra dall'apertura durerà 3 mesi, dopodiché partiremo con un secondo progetto che è una mostra sul cosmo che stiamo già mettendo in campo e che avrà numerosissimi player scientifici internazionali, perché stiamo avviando delle collaborazioni con istituti di astrofisica internazionale, quindi offriremo un progetto sul cosmo di edutainment, quindi che sarà dedicato anche alle scuole e che avrà un percorso formativo su quelle che sono state le scoperte scientifiche fatte nello spazio. Da Villesse per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.